Cari amici, buona giornata a tutti voi. Oggi, in questa splendida giornata, siamo il giorno 20 del mese di marzo 2021. Ecco, vi faccio vedere alcune immagini per quanto riguarda non il centro di Gemona, ma Gemona Bassa, diciamo. Siamo qui in via Dante Alighieri, chiamata anche questa zona in piovega. Ecco, vedete le montagne, vedete il sole che anche oggi è una giornata serena. Ecco, abbiamo qui di fronte anche il supermercato dell'Eurospar e ecco tutta la zona pianeggiante di Gemona. È una zona dove troviamo tanti negozi, tanti uffici, e qui vediamo proprio una latteria Borgo Paulado di Fagagna. Vedete che c'è anche una mucca qua che ci saluta, una mucca prosperosa. Vediamola un po' meglio. Dicevo appunto una giornata primaverile. Qui siamo su un piccolo ponte di questo piccolo fiume, la Roggia. Ecco, e vedete anche alberi fioriti, ecco, che stanno per fiorire, stanno per sbocciare, e poi naturalmente in alto le montagne con ancora qualche chiazza di neve. Qualche fiore che splende, primavera, cagnolino che ci saluta. Ehi là! Ed eccola, questa cagnolina splendida. Si chiama? Mia. Mia. Ciao, salutaci. Ciao. Ed ecco, mi sto avvicinando alla chiesa di Santa Lucia. Anzitutto c'è questo albero fiorito, molto bello. Ed ecco, qui accanto alla chiesa di Santa Lucia in Piovega c'è questo monumento semplice a ricordo del presidente Franco Bertagnolli, gli Alpini di Gemona, il 6 del 5 del 2007. E sono proprio davanti alla chiesa di Santa Lucia, questa chiesa che ha sostituito l'antica chiesa che è caduta durante il terremoto del 76 ed è stata ricostruita in questa forma. Non è il massimo dell'arte, è un'arte moderna, diciamo, e a qualcuno piace, a qualcuno meno. Comunque questa è la chiesa di Santa Lucia in Piovega. Ecco, la porta della chiesa è chiusa questa mattina, però questa sera alle ore 19 ci sarà la Santa Messa. Siamo proprio domani, la quinta domenica di Quaresima, siamo vicini ormai alla Santa Pasqua. E questa che vediamo è proprio la via Santa Lucia. Qui il 13 di dicembre normalmente si fa una bella festa, una grande partecipazione sia alle celebrazioni religiose sia ai festeggiamenti esterni. Ma qui ecco, mi giro verso la stazione, perché siamo proprio vicini alla stazione ferroviaria di Gemona. Ed ecco questo grande manifesto che ricorda città dello sport e del benestare, ospita il Giro d'Italia. Siamo però nel mese di giugno del 2014.
e sono proprio qui davanti alla stazione ferroviaria di Gemona, sulla strada che prosegue verso Venzone, verso Tolmezzo e poi su verso Tarvisio fino al confine con l'Austria e la Slovenia. Ecco, allora siamo, come ripeto, nella zona più bassa di Gemona e dalla chiesa di Santa Lucia, girandomi, si vedono le montagne e si vede anche il paesaggio proprio della città di Gemona con il suo castello. E qui troviamo anche una grande costruzione, un grande complesso con ristoranti, negozi vari e anche un centro per gli anziani, gli ospiti anziani, una struttura, diciamo, per loro.